Buongiorno a tutti. Facciamo un esercizio in cui calcoliamo il prodotto di due quantità che hanno un errore. Diciamo che abbiamo un corridoio la cui lunghezza è 21 più o meno 0,5 metri e la larghezza è 4 più o meno 0,05 metri e ci interessa l'area. L'area di un rettangolo si ottiene moltiplicando un lato con l'altro. Allora, quando noi dobbiamo moltiplicare due quantità con l'errore, la regola ci dice che dobbiamo sommare gli errori relativi e quindi dobbiamo appena ottenere gli errori relativi. L'errore relativo su x è delta x su x valore medio, è 0,5 su 21. L'errore relativo su y è il valore assoluto, l'errore assoluto diviso y valore medio e abbiamo 0,05 su 4. Questi li avevo già calcolati prima e arrotondati, questo è circa 0,02, questo 0,01. Quindi questo è il 2% e questo è l'1%. La regola ci dice che quando moltiplichiamo due quantità, allora dobbiamo sommare gli errori relativi. L'errore relativo sull'area sarà del 3%, 2 più 1, no? 3%, oppure che è equivalente a 0,03. E adesso noi dovremo scrivere l'area usando l'errore relativo. E come si scrive in generale una quantità con l'errore relativo? Se abbiamo una quantità A è A valore medio per 1 più o meno l'errore relativo, delta A su A valore medio. Qui dobbiamo calcolarci x per y. Allora è chiaro che dovremmo fare 21 per 4 metri. 21 per 4 fa 84 e lo scriviamo in questa forma: 1 più o meno cosa? L'errore relativo, che sull'area sarà del 3%, quindi 0,03 cosa? Metri quadrati, perché questo è espresso in metri, questo in metri, e quindi abbiamo scritto l'area in questa forma con l'errore relativo del 3%. Ma se noi interessa sapere di quanti metri quadrati abbiamo sbagliato, come facciamo? Cioè, se ci interessa l'errore assoluto, beh, in realtà è facilissimo, perché basta svolgere la moltiplicazione: questo per questo e questo per questo. 84 per 1 fa 84 più o meno 84 per 0,03. Me lo sono calcolato prima e fa circa 2,5. 84 più o meno 2,5 metri quadrati. Significa che sull'area avremo sbagliato al massimo di 2,5 metri quadrati. Allora, adesso che avete visto l'esempio, si può pensare di scrivere formalmente le regole. Io cancello qua. Quindi se abbiamo due quantità x e y, questo è x valore medio per 1 più o meno delta x su x medio, e la quantità y che è y medio 1 più o meno delta y su y valore medio. Allora adesso scriviamo la regola per la moltiplicazione. È chiaro, dobbiamo moltiplicare i valori medi e questo va 1 più o meno cosa? La somma degli errori relativi. Ah sì, quindi qui metto una parentesi quadra e qui metto delta x su x medio più delta y su y medio. E per la divisione lo scrivo in forma di frazione: x fratto y è x valore medio fratto y valore medio per
1 più o meno, e anche qua si sommano gli errori relativi, delta x su x medio più delta y su y medio, e che se uno vede le formule così sembrano complicate, però in realtà l'idea è quella che abbiamo visto in questo esercizio. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.